Bene, allora buonasera, benvenuti per chi è qui nella sede appunto dell'amministrazione di Follina e in questo splendido scenario, poi che insomma peccato che non ci sia più il sole da poter vedere, ma molte le persone conosceranno questo sito. Siamo vicini anche al campo di gioco, quindi cosa vogliamo di più? Lo ricordo e lo dico, siamo in diretta streaming per quanti coloro ci guardano e ci osservano da casa, possono guardarci da dove vogliono, insomma, per scoprire che a Follina c'è questo torneo, c'è questa terza edizione, la presentazione di questa terza edizione del torneo categoria giovanissimi Memorial Gioachino Michelutto. Colgo l'occasione per salutare gli ospiti che sono qui al tavolo. Comincio dalla mia sinistra, qui mister Gianni De Biasi. Buonasera mister, benvenuto. Abbiamo il sindaco di Follina Mario Collet, lo conoscete? Penso di sì. E poi abbiamo Andrea D'Agostino, figlio di Mimmo, che insomma, Mimmo rimane nelle retrovie, però so che è stato Mimmo a inventare questo torneo e siccome lui è vecchio, no? Ormai vuole lasciare spazio ai giovani e quindi Andrea sono cavoli tuoi, come si suol dire, insomma, toccherà a te portarla avanti. No, stiamo scherzando, naturalmente Mimmo è nelle retrovie, rimane lì e coordina un po' da dietro le quinte. Sindaco, ci dà il saluto del padrone di casa? Io accendo l'altro microfono, posso farlo con l'altro microfono? Pensiamo di sì. Buonasera a tutti. Usa questo che è meglio, forse non funziona. Buonasera a tutti. Per un sindaco che da mezzo secolo vive nel mondo del calcio, soprattutto il calcio del volontariato, dilettantistico, penso che questa sera portare un saluto a queste persone che lavorano e si impegnano nel volontariato non sia un piacere, è un grande piacere per Mario Collet, per cui sono veramente grato a tutti voi questa sera di essere qua. Vi porto il saluto non solo mio personale ma anche dell'amministrazione comunale che vi ospita. Siamo nella nostra sede municipale, tutto quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione della nostra comunità. Quando ci sarà il torneo questa stanza si trasformerà in un ristorante per ospitare chi gioca e poi a fine partita avrà il rinfresco. Vi dico, abbiamo preso anche qualche critica per adibire questi nostri locali a cose così futili, qualcuno mi ha detto. Ma io dico che quando si fa il bene, soprattutto dei giovani della comunità, penso che non ci sia motivo più valido non futile, anzi. Ed è per questo che io porto il mio grazie non solo alla società follinese che si sta impegnando così attivamente per dare la possibilità a tanti giovani di esercitare il gioco del calcio, ma non solo alla Follinese, soprattutto a tutte queste persone che questa sera sono qua e rappresentano delle società del nostro territorio. E il mio grazie va sicuramente a Gianni De Biasi, che questa sera ci onora con la sua presenza. Non sta a me presentarlo, ci sarà qualcuno che lo farà meglio di me. Io posso dire solo che quando lo incontro, in qualsiasi posto dove lo incontro, è così gentile e così alla mano che mi saluta sempre, anche magari quando non sapeva che ero ancora il sindaco di Follina, per cui questo va proprio a dire che personaggio abbiamo questa sera, un uomo che si è impegnato da sempre nel mondo del calcio e al quale facciamo tantissimi auguri di avere magari la possibilità di vederti alla guida di qualche nazionale nei prossimi mondiali. Grazie a tutti per essere qua questa sera e buon lavoro a chi poi
girerà le palline. Speriamo che non sia come i tempi della Juve, in cui c'erano qualche brinquet di qua e di là e uscivano. Sì, però Mario, se cominciamo così è baruffa piantata, quindi, perché già ho visto che in sala c'è qualche juventino, perché siccome è stata già fatta questa battuta prima, no? Quindi, sì, perché chiedevano se erano ghiacciate oppure calde, e quindi... Mister, ma lei non lo conosceva come sindaco, ma come dirigente calcistico, sì? Ma allora ci siamo incontrati qualche volta anche a Conegliano, qualche volta in via 20 settembre e niente, persona sempre molto allegra, disponibile, quindi abbiamo sempre avuto, io poi sono uno che non disdegna di scambiare chiacchiere con nessuno e quindi abbiamo avuto questo rapporto pur non conoscendoci da mai, però abbiamo avuto questa simpatia reciproca inizialmente. Benissimo, allora poi ti lascio intervistare da Andrea, visto che vi conoscete, quindi qualche cosa in più magari. Poi la domanda la devo fare, insomma, ma poi la vediamo poi, insomma. E diciamo che questo torneo, 16 squadre intanto, e questo è l'importante, 16 squadre sono state divise, poi vedremo, in 3 fasce, e qui ci sono i vari gironi. Per chi ci guarda da casa scoprirete insieme a noi naturalmente gli abbinamenti e i gironi. Ricordo e ringrazio, così ne approfittiamo, le società partecipanti sono la Follinese, squadra di casa, quindi complimenti a loro, Calcio Montebelluna, il Mestre, il Conegliano 1907, il Giorgione Calcio 2000, la SD Comunale Fontana Fredda, l'Unione Feltre, il Venezia, il Belluno 1905, il Cittadella, Nerorossi Vicenza Virtus, l'Eclisse Carini Pievigina, la SD Lia Piave, il Pordenone, l'Union Pro 1928 e il Vittorio Falmec San Martino Colle Umberto. Io chiederei un applauso per tutte e 16 queste società. L'applauso è andato doppio, anche se non l'abbiamo chiesto, per il Vittorio Falmec, che è il vincitore lo scorso anno del torneo e quindi è campione in carica. Vabbè, vi è stata data la cartellina, io non voglio attediarvi più ancora su note, su regolamento. Il regolamento poi ve lo spieghiamo meglio nella seconda parte, dopo le parole di Andrea e di Gianni De Biasi. Il regolamento deve essere ancora ufficializzato dalla FIGC, però ci sono delle cose, c'è una cosa che vi sottolineeremo, però è tutto come vedrete, poi sarete informati naturalmente dagli organizzatori. Andrea, io ti cedo il microfono perché so che con Gianni ci vuoi parlare tu. Buonasera a tutti, sia ai presenti qui in sala sia a chi ci segue in streaming, e un saluto da parte degli organizzatori del torneo, ai membri delle società, alle autorità e anche agli uditori. Ora, il mio ruolo è dire 2 parole sul nostro ospite, Mr. Gianni De Biasi, per far capire chi è Gianni De Biasi. Sicuramente noto per le molte esperienze sia da calciatore sia da allenatore a livello delle massime serie nazionali ed internazionali. Sicuramente Gianni De Biasi è ricordato per l'esperienza di commissario tecnico della nazionale albanese, che riuscì a condurre fino agli europei del 2016, competizione poi ben giocata e abbandonata solo di fronte ad avversari di assoluto spessore considerati parte del GOTA del calcio mondiale. Questa sera Mr. De Biasi è qui con noi per dire 2 parole rispetto a quella che è l'importanza di manifestazioni come questa. Questa è una manifestazione volutamente rivolta ai giovani, che ha per protagonisti i giovani. E allora, mister, che ruolo può avere un torneo come questo, una manifestazione sportiva in generale, nella crescita tutta dell'individuo, soprattutto a quest'età? Le cedo il microfono. Parlo con... Stiamo tutti tranquillamente ad analizzare questo... Non funziona? Torneo giovanile. Questo bisogna accenderlo. C'è il verde, però. Eccolo. Torneo giovanile che sicuramente mette in relazione tanti ragazzi. Facevo prima un conto velocissimo, tanto per parlare a livello economico della situazione.
16 squadre per 20 ragazzi sono 320, moltiplicate per padre e madre più i nonni, porta un sacco di indotto questo torneo dal punto di vista proprio turistico, di conoscenza della località, per chi già non la conosceva prima. Ma al tempo stesso mette questi ragazzi nella condizione di socializzare, di vivere esperienze nuove, formative dal punto di vista sportivo e dal punto di vista umano, perché c'è la possibilità di conoscere altri amici, altri compagni di avventura nello stesso torneo, altri che si conoscono e che giocano, magari che vivono nello stesso paese e giocano magari in squadre diverse. Ed è un fatto molto formativo oggigiorno, quando la società nostra è sempre più portata a essere una società individualista, una società che aggrega poco, ma al tempo stesso la vita che conduciamo, a parte le relazioni pubbliche che hai a scuola o casualmente al campo, poi ti chiudi dentro nella tua camera, il computer è quello che la fa da padrone, o l'iPhone o il cellulare in genere, e si vivono relazioni finte, non si sente l'odore dei compagni, non si sente il calore del compagno che ti sta vicino e che ti dà una mano nei momenti di difficoltà. Il calcio deve essere una palestra di vita, deve essere una palestra nella quale ognuno cerca di affrontare gli avversari in maniera corretta, in maniera nobile, in maniera serena, però facendo forza sul fatto dell'essere insieme a delle altre persone. Quello che poi nella vita di tutti i giorni, quando saranno un po' più grandi, sarà il motivo dominante per essere il medico di un domani, l'idraulico di un domani, che ha vissuto però e che si è formato attraverso quelle che noi, gente della nostra età, parlo sindaco della nostra età, abbiamo vissuto con grande libertà, perché avevamo più tempo da dedicare. Oggi la società è strutturata in maniera diversa, la scuola è strutturata in maniera diversa, e le esperienze comuni, libere come quelle che vivevamo noi una volta e ci inventavamo i giochi per poter passare dei pomeriggi senza morire di noia, erano un fatto che ci facevano crescere sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista della convivenza e del saper apprezzare di stare insieme in maniera bella e sana. Grazie mille mister, è un piacere che ci venga riconosciuto un ruolo così importante, ha sollevato una serie di argomenti molto interessanti e quindi grazie ancora per l'intervento. Ora penso possiamo proseguire con le fasi del sorteggio. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, grazie Gianni, ma sarai abituato a passare il microfono quando facevi la spalla, quindi passavi anche il microfono. Scusa, Andrea, non ti ha chiesto, perché si è eletto oggi, no? Cioè, rassicuraci, non lo so, ma vai a Teheran? Dove? A te? No, a bere il tè, a Teheran in Iran? Ah, a Teheran in Iran, no. L'ho letto anch'io sul giornale oggi. Non lo so, è meglio che non ne parliamo per il momento, sì. È un'ipotesi. Però Andrea ha fatto più di un'ipotesi dicendo prima che ti si ricorda, che è un po' riduttivo forse, perché io mi ricordo di te quando giocavi qui, quando insomma eravamo amici, tutte queste cose, però ti si ricorda quando sei diventato re di Albania. Perché, ragazzi, che sei diventato re dell'Albania? Cioè tu quando vai in Albania si aprono, tu non fai neanche immagino la frontiera, tu non la fai. Faccio tutto quello che fanno gli altri senza problemi. No, il problema è che ho una buona considerazione e che quando ci vado e ho dei momenti di down, che mi sento giù, vado lì e mi sento qualcuno un po' più su e mi do delle iniezioni di fiducia nei momenti di difficoltà. No, diciamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista del dare una nuova immagine e del dare nuova speranza a chi probabilmente della speranza non ne aveva. Questo secondo me è l'aspetto più importante. Bisogna lavorare a fondo sulla testa, sulle motivazioni, sulla voglia di inseguire un sogno, ed è quello che vorrei dire ai ragazzi che parteciperanno a questo torneo, che nella vita bisogna sognare, ragazzi, ad occhi aperti, è vero, però bisogna inseguirli i propri sogni, le proprie aspirazioni, i propri desideri. Bisogna cercare di darci dentro, perché non ti arriva nulla facilmente nella vita. Vi auguro che vi arrivi tutto facilmente, ma non sarà così.
dateci dentro e non abbattetevi alla prima difficoltà. Il problema principale è quello di cercare di essere convinti che potete fare delle cose. Non mettetevi di limiti prima, non evitate di saltare l'ostacolo per paura di buttarlo giù o di cadere. Si cade, ci si rialza, ma nella vita poi chi ha la forza, chi ha la determinazione fa la differenza, a parità di talenti. Poi è chiaro che se uno ha qualche talento in più fa un po' di fatica in meno. Grazie Gianni, grazie per queste belle parole. Allora, tra l'altro hai nominato i giovani, ma la squadra della Follinese qui è quella che parteciperà al torneo o farete voi il torneo? Quindi avete sentito cosa dice Gianni, e quindi bene, mi raccomando, prendete spunto. Io chiamerei, mi alzo, dottore, chiamerei il Cristiano Michelutto, che è il figlio dello scomparso Michelutto, perché ci dicesse due cose, insomma, per chi non conosce, per inquadrare. Intanto Mimmo ha organizzato questo torneo, immagino che sia stata cosa più che mai piacevole, no? Beh, per noi come famiglia è un grandissimo onore che il torneo sia intitolato a mio papà. È un torneo di questo prestigio a Follina. A nome del mio e di mamma ringraziamo tutti quelli che si adoperano perché tutto vada bene. Un ringraziamento particolare a Mimmo che in primis l'ha voluto, un ringraziamento all'amministrazione comunale che c'è sempre presente, alla Follinese che non manca mai, che è la società davanti a tutto, e a tutti i volontari che ci daranno una mano perché il tutto vada bene. Grazie mille e grazie a nome appunto anche di mamma. Grazie. Allora rimani qui. Possiamo chiamare mamma o si emoziona per levare la bandiera qui? Sì, se non vuole non... Bene, eccola qua, perfetto. Buonasera signora, non le faccio dire niente, tranquilla. Allora, andiamo a scoprire il trofeo che è stato messo in palio e che verrà assegnato alla squadra vincitrice nel ricordo appunto di Gioachino Michelutto. Lo volete fare voi due? Eccolo qui. Signori, questo è il trofeo per la prima classificata del terzo Memorial Gioachino Michelutto. Bene, grazie. Allora, come diceva Andrea prima, entriamo proprio nel vivo della presentazione e del sorteggio. Allora, vi dicevo, mi sono tornato a sedere perché insomma vi voglio spiegare da qui. Ci sono 3 ampolle, le vedete da questa parte, sulla fascia sinistra del campo, alto-basso, perché non si dice più, no? Alto, esterno, basso, che mi fanno impazzire. C'è una fascia A dove ci sono le 4 professioniste di questo torneo, che sono il Venezia, il Cittadella, il Lanerossi Vicenza e il Pordenone. C'è qualcuno di queste 4? Ditemi. Ah, c'è il video? Sì, ma un attimo solo. Allora, c'è qualcuno di queste 4 professioniste? No, avevano detto che lo guardavano da casa e hanno fatto bene a guardarlo da casa, quindi hanno risparmiato un po' di strada, perché altrimenti cosa serve lo streaming? Poi c'è una fascia B dove ci sarà, dove sono inseriti il Vittorio Veneto Falmec, che è la vincitrice dello scorso anno, il Montebelluna ed il Giorgione, perché sono in questo momento testa nel campionato elite dei giovanissimi. Ci sarà il Lia Piave, che è quello che mi hanno detto la migliore tra le rimanenti in classifica appunto dell'elite. Nella fascia C ci sono le altre 8 squadre rimanenti. Qui ci sono queste 4 ampolle per i vari gironi, girone A, girone B, girone C e girone D. Abbiamo mangiato tanti Kinder Ferrero e qualcuno insomma poi ha raccolto gli involucri. Io penso che Kinder Ferrero abbia fatto tanto successo con i tornei di calcio, perché li usano dappertutto questi, sono eccezionali, quindi va bene così. Mi hanno ricordato giustamente, ma non ce ne saremmo dimenticati, che dobbiamo vedere anche un filmato. Mi dica, non spegniamo il microfono. E allora vediamo un filmato che è stato fatto dalla signora Emanuela e dalla sua organizzazione, mi hanno detto, quindi, che è bellissimo, ed è un raggruppamento di marchi, possiamo vederlo anche noi, di marchi e di monumenti importanti delle varie società che hanno aderito appunto al torneo, a questa terza edizione. Gianni De Biasi va a
posizionarsi. Sindaco, se vuole vederlo anche lei, anche se conoscerà i monumenti di casa sua, li conosce, no? Perché iniziamo proprio con Follina, mi pare, ed è il Memorial. Eccolo qui, terza edizione, categoria giovanissimi. Eccolo qui, quindi vi aspettiamo il 9 maggio e poi finali il 14 giugno. Gianni e Mario potete rimanere lì seduti, puoi sederti anche te oppure vieni là con me e stiamo insieme, come vuoi. Benissimo. Cristiano, se vuoi venire anche tu per... E c'è la dottoressa che invece di distribuire medicine questa sera distribuisce palline, così. Visto? Dottoressa, buonasera. Sono qua, siamo qui. Vuole salutare Gianni De Biasi? Gianni De Biasi. Il sindaco Collet. Come? Gianni De Biasi non ha baciato e lei... Ah, ecco, vabbè, no, chiedevo, no, perché sindaco si è preso questa libertà così. Allora, lei sa che ha un compito, questa sera importantissimo, lo sa. Vieni, Cristiano. Sì, aspettiamo un attimo che si scaldino i motori perché le grandi... Emanuela, non fare così perché sono già preoccupato, perché
c'è la possibilità di vedere subito, no Andrea? Subito a computer gli abbinamenti e tutto quanto, che poi è quello che interessa a quelli che sono qui questa sera delle varie società. Avete visto comunque, tanto perché prima Gianni De Biasi parlava di turismo, che si possono portare diverse persone in giro, tantissime belle località che abbiamo accomunato in questo messaggio, e ricordatevi che qui a Follina siamo zona UNESCO, no Mario? Quindi Corzo, bisogna stare attenti con Mario Collet perché altrimenti è finita. Allora, quindi siamo UNESCO, dottoressa, quindi bene. Allora, siamo pronti per i vari abbinamenti, i vari sorteggi, lì siamo pronti? Bene, allora, bene, adesso cominciano. Allora, a livello regolamentare praticamente tutto è rimasto come l'anno scorso. L'unica cosa in sostanza che cambia è che al posto della lista delle 25 giocatori proponiamo, e vediamo se la federazione lo accetta, lista illimitata. Quindi le squadre potranno far giocare naturalmente tesserati suoi, però in un numero illimitato nell'arco del torneo. Ci sono cosiddetti 3 prestiti, come sempre importante è che non siano delle società partecipanti al torneo, quindi potete o meno, decisione delle squadre, autonomamente decidere se volete utilizzare 3 prestiti. Il resto è categoria giovanissimi, quindi 2005-2006. Qualsiasi domanda, se avete domande siamo qua per rispondere. Insomma. Eventualmente le domande le farete poi alla fine, prima del rinfresco, perché c'è la squadra lì che sta aspettando, siamo tutti in attesa. Lei, dottoressa, piace il calcio oppure no? No. Molto bene, ha detto di sì. Piace moltissimo il calcio e capisce tutto. Colette, per fortuna che la conosceva bene. Bene. Cominciamo? Sì. 2 note invece sul calendario. Allora, è stato spedito alle società all'inizio l'elenco delle date, nelle quali all'inizio in cima c'era partita del girone A il sabato pomeriggio. C'è un cambio, nel senso che ci sarà sempre una partita il sabato pomeriggio, il giorno di inaugurazione, il 9, ma vorremmo far giocare la Follinese. Quindi il calendario sarà normale, in settimana vedremo di spostare eventualmente una partita, se riusciamo, al 9, ma che riguardi la Follinese. Quindi anche con le squadre e chi... Solo il sabato è solo il primo. Solo il primo sabato, quindi comunque ecco, questa cosa qua poi la vedete insieme tutti quanti, poi anche perché dovrete chiedere alle altre squadre di accettare lo spostamento, quindi, però insomma penso che lo accetteranno perché è la partita inaugurale del torneo, quindi sarà bello da vedere. Bene, allora possiamo iniziare. Lei ha altro da aggiungere? Porca miseria ancora, mi dica. Allora, un'altra nota, nessuno ha chiesto date particolari, qualcuno ha chiesto orari particolari. Inizialmente noi stiliamo il calendario normalmente, dopodiché vedremo nel caso in un secondo momento di cambiare qualcosa. Per esempio so che il Vicenza ha chiesto di giocare sempre la prima. Se per caso capita la Follinese la prima, vedremo magari di fare qualche cambio durante la settimana. Il calendario è strutturato in modo che tutte le società facciano almeno una gara la prima, una delle 3 partite la prima, e speriamo insomma che tutto vada bene. Comunque qualcosa cambieremo. L'anno scorso, con il discorso tempo, che siamo stati un po' sfortunati, abbiamo avuto massima collaborazione da parte delle società, sicuramente ci sarà anche quest'anno, quindi ringraziamo anticipatamente tutti. Sicuramente ci sarà massima collaborazione. Bene. Ricordato tutto, adesso tocca a lei. Adesso ragazzi, si avvicini, molto bene. Allora, cosa deve fare la dottoressa? Glielo spiega lei? Pescare. Allora, pescare una lettera del girone A con un nome di una squadra, di fascia A, dopo passeremo al girone B, sempre con la fascia A, girone C, e andremo avanti dopo con la seconda fascia e con la terza fascia. Bene. Allora, possiamo cominciare? Estraiamo subito dal girone A. Attenzione, prima squadra del girone A. Come si chiama lei, signorina? Aledia. Aledia? Più semplice, no? Aledia, ma da dove? No, va bene, non importa. Va bene, non importa. C'era qualcosa che scottava, che era freddo? Tutto a posto, molto bene. Perfetto. No, deve aprirlo subito? Lei, siccome è bella, lei si giri verso di là, Ledia, grazie. Sì, no, Cristian lo guardo dopo. Ah, da me? Dia al ragazzo lì. Com'è? Allora, lettera B. Lettera B.
Andiamo ad abbinarlo alla fascia A, quindi le 4 professioniste. Nella vita? Adesso deve aprirle queste. Lega. Venezia, che da casa salteranno sulle poltrone. Quindi Venezia con il girone B. No, lettera B. La lettera B, scusa. Girone A, lettera B. Allora, venga, non è mica finita qui Aledia, eh? Ha capito quanto dovrà stare qua, no? Altro ovetto già mangiato da aprire. Prego? Emanuela? Sì, la tecnologia è così, eh? La tecnologia è questa, eh? Cosa... non si fa così, eh? Bene, via. Lettera H. Lettera H. H, molto bene, sa già che deve appropinquarsi da quella parte. Non ci sono pesciolini, ma c'è una squadra professionista che andrà a collocarsi appunto nella lettera H con Lanerossi Vicenza Virtus. Eccola qua. Bene. Se volete potete applaudire, fischiare, No, ma non te, proprio l'abbinamento, insomma, sì, se vi piace, se non vi piace, se... Lettera N? N di Napoli, bene. Aveva mai pensato lei di fare questa estrazione lavorando in farmacia col dottor Mimmo, eh? Lo so, è un po'... ci si aspetta di tutto, lo sappiamo. Cittadella Lenne, bene, sono a casa tutti contenti, Cittadella. Altro involucro, bene, la lettera è la R, bene, guarda che velocità, adesso Manuela ha preso mano, bene, e l'ultima, se non ci sono fuffigne, dovrebbe essere il Pordenone, attualmente seconda in classifica del campionato di Serie B e quindi con il trevigiano Gianni Tisser, tra l'altro, tuo amico. Hai giocato insieme o no? No. Girone A, ancora peschiamo qui, forza. Lettera? C potrebbe fare l'abbinamento con le medicine che vende, ogni C come citrosodina? Citrosodina, mamma mia quante ne so ragazzi. Vada che siamo pagati per fare i cretini. Giorgione Calcio, c'è qualcuno del Giorgione? Dov'è? Eccolo là, Felice? Alla prima uscita è felice, mi faccia vedere il volto, insomma si poteva andare meglio, ma con Giorgione, con il Venezia, ci avete giocato l'altro giorno in amichevole e quindi per quanto riguarda la prima squadra e quindi sarà riproposto. Lettera? Lettera F, come fluido mocil. Fluimucil, vabbè insomma più o meno c'ero. Sempre fluido, e noi quei fluidi abbiamo. Vada con l'abbinamento, ci dica se è una squadra del Prosecco oppure no? Da dove è? Vittorio Veneto, questi col Prosecco ci navigano. Dove sono quelli del Vittorio? Tutto a posto? In 3 siete venuti, bene. Allora, Vittorio Veneto con il Vicenza, bene, come primo accoppiamento così, anche se poi vedremo l'accoppiamento delle partite. Abbiamo perso il cameraman che si è innamorato di qualcuno, adesso arriva, bene. Lettera M, come Mario Colletta. Come Mario Colletta. In tuo onore Mario, Aledia va a pescare un'altra della fascia B, che erano quelle appunto che avevamo detto prima. Mi dica? Lia Piave, mi pare che ci sia Lia Piave qua, eccolo lì, bene. Lia Piave Cittadella, già me lo vedo. Bene.
Girone D. Che seria. Ha preso proprio una massima. Poi la picchiano se non fa bene il lavoro del dottor D'Agostini. Sì. Q di quadro. Facilissima questa. Q di quadro per andare sull'ultima della fascia B, che era quelle appunto che avevamo detto meglio classificate, oltre al Vittorio Veneto, che era la vincitrice dello scorso anno, che è già stata piazzata. Signorina, mi dica. Il Montebelluna, mi pare che ci sia. Casagrande, sei contento? Bene, felice, perfetto, vedo la felicità trasparire da tutti i pori. Girone A, andiamo. Questo è duro, eh? Non ha mai fatto tanta fatica così lei. Perché? La lettera A, come Aledia. Bello, bene. Andiamo ad abbinare adesso alle restanti 8, se non erro, giusto? 8 squadre che rimangono, e quindi andiamo a collocare altre squadre in questi 4 gironi che sono stati composti. Vai. Feltre. Il Feltre. Quindi c'è qualcuno del Feltre? Sì, mi pare di aver visto. No. Feltre, Venezia e Giorgione intanto. Bene, perfetto, ne manca una e poi andremo a completamento. Andiamo con il girone B. Lettera E. Lettera E. E andiamo avanti allora. Bene. Guarda, la correttezza di questa signorina è splendida, veramente. Fa girare queste palle in maniera incredibile. Non ridete, vi ho anticipato. Careni Pievigina, Eclisse Careni Pievigina. C'è qualcuno? Arrivederci. Eclisse la collochiamo con Lia Piave, tanto per cambiare, un bel derby non manca mai, e poi Cittadella, ok? Bene. No, ho sbagliato io? Ah, scusate, sì, ho letto male io. Eclisse Careni Pievigina, ormai la vecchiaia è battente. Eclisse Vittorio Veneto e la Nerossi Vicenza. Comunque il derby c'è lo stesso tra Vittorio ed Eclisse. Vai. Lettera I come Imola. Che fantasia. Squadra di fascia C. Viene pescata immediatamente e risponde al nome di l'Union Pro. Union Pro, c'è qualcuno dell'Union Pro? Mogliano? Sì, giù? Bene. Union Pro inserito appunto con Lia Piave e Cittadella. Girone D adesso per pescare un'altra lettera, è la lettera P. È la lettera P che va ad essere abbinata alla squadra di fascia C che adesso Aledia ci dirà, ed è Fontana Fredda, mi pare che ci sia, sì, qui, Fontana Fredda, quindi Fontana Fredda con Montebelluna e Pordenone. Beh, anche voi col derby non volete esimervi, quindi col Pordenone sempre, avanti. Bene, girone A, ultimo. Allora la lettera è la lettera D. Lettera D, e andiamo a pescare. È teso, eh? No, dice, sono teso, è andato tutto bene, meno male per il momento. Per cosa aveva paura, che si rompessero gli ovetti? Cioè l'unica cosa che poteva rompersi erano gli ovetti qua, che Aledia inciampasse un attimo, che io diventassi. Vabbè. Perfetto, vada. Chi è? Ah, E adesso neanche che fossimo qua a Follina. Allora, vediamo. Il sindaco ha il potere di cambiare il girone se vuole. Avevi preso paura? Va bene, Follinese va bene lì, sindaco? Follinese, Giorgione, Venezia e Feltre. Beh, mica male, eh? Mica male. Bel girone, bel girone, bel girone. Vada, signorina Aledia. Anche i giocatori applaudono, non sanno cosa gli aspetta. Lo sapranno poi in campo. Vai. G come G. G come Gianni De Biagio. Ah, Ledia, mamma mia ragazzi. Trovarne di così.
Da Follina? Va bene. Dia anche l'indirizzo e il numero di telefono, siamo a posto. Vada. Belluno! C'è qualcuno del Belluno? Erano rimasti a casa, troppa in discesa, non andava bene venire giù. Allora, il Belluno lo mettiamo con l'Union Pro, giusto? Dove sei? Ah, l'hai già messo, sì. Eclisse, Vittorio Veneto, Belluno e Lanerossi Vicenza. Questo è il girone B. Ci vuole applauso come abbiamo fatto perché altrimenti non c'è par condicio. E allora Eclisse, Vittorio, Belluno e Vicenza. Va bene, girone C. E siamo alle strette finali. Se dico non ci sono, dovremmo trovare quelle squadre che pensiamo, insomma, no? Bene. Ma non... L. Vada con la L. Vi è scappato questo, ragazzi, che poi io l'ho già vista pensieroso perché non sapeva dove era andato a finire. L'L con chi lo abbiniamo? Con il Conegliano 1908. C'è qualcuno del Conegliano? Benissimo. Allora, Conegliano con Union Pro, Lia Piave e Cittadella. Bene. E allora, la ringrazio intanto, la saluto, vedrà che avrà più clienti perché hanno capito che venire da lei va bene, quindi vedrà che si troverà bene. Cosa manca dell'alfabeto? A un vecchio lo chiede, vada. La O di O. Di Otranto. Perfetto, signorina. Lei saprà anche chi manca? Lei non me lo dice, lo sapevo. Sai che lei è brava, potrebbe fare un po' di qualcosa. Bene, vada, dica. Il Mestre, che è a casa e guarda da casa, ci hanno detto, almeno penso che siano a casa. Bene, questo è l'accoppiamento, quindi il girone D, Mestre, Fontanafredda, Montebelluna e Pordenone. Direi che non sono male questi gironi, Gianni, vero? Così di primo acchito? Chi è che è contento? Voi siete contenti, ragazzi? Sì, bene, molto bene. Sindaco anche, Gianni De Biasi pure. Siamo a Ledia, grazie, mi inchino di fronte a lei, grazie per essere stata con noi, per aver giocato con noi e aver permesso appunto di estrarre, fare questi abbinamenti, questi sorteggi e questi... Cosa c'è? Ah no, perché ormai state addirittura già stampando la professionalità. Andrea, vuoi chiudere? Io però chiamerei Mimmo, anche se non è... Ha detto che lui non aveva gli abiti da festa, ma venga dottore. Dopo che ci ha fatto conoscere la sua dottoressa, venga a farsi conoscere anche lei. No, non dovevo chiamarlo, lo so, ma l'ho fatto perché sono stato pagato, quindi eccolo qua. C'ha davanti Collet, c'ha davanti Gianni De Biasi, che cosa si sente di dire? Grazie, arrivederci, andate a casa. Non dovevi chiamarmi perché io mi emoziono e non riesco a parlare davanti a tutta questa gente. Cosa posso dire? Un grazie a tutti anche quelli che questa sera sono venuti a vedere questo sorteggio, presentazione del torneo. Mi preme ricordarvi solo una cosa. Cristiano diceva: giochiamo la prima partita di inaugurazione il giorno 9, che è di sabato. Perché questa volta di sabato? Perché facciamo la presentazione delle squadre in campo, abbiamo la presenza delle ragazze Pom Pom, quindi la Dance Point Pieve di Soligo, che tornerà come l'anno scorso, e quindi che ringrazio già da adesso, e stanno preparando uno spettacolo apposta. Ecco. Poi il giorno 14 che ci sono le finali, quest'anno per fortuna, l'anno scorso ho provato, non ci sono riuscito, quest'anno avremo anche la banda di Cison con 20 unità che ci terrà compagnia per circa 3-4 ore e suonerà l'inno nazionale di Mameli in campo per la finale primo e secondo posto. Ci sarà la ragazza che questa sera abbiamo contattato, che canterà l'inno nazionale in mezzo al campo. Quindi vi aspetto numerosi e vi ringrazio fin d'ora tutti,
la Follinese, l'amministrazione comunale, la famiglia Michelutto, l'amico Gianni De Biasi, l'amico Mirko Villanova e tutti voi. Grazie e buon divertimento, e vi aspetto tutti numerosi il giorno 9 per l'inizio di questo terzo Memorial Gioacchino Michelutto. Grazie. Grazie a te Mimmo, rimani qui con noi, ormai chiudiamo così con la famiglia D'Agostino, vai a cedere insomma lo scettro. Io ringrazio Gianni De Biasi anche da parte mia, il sindaco Collette e tutti coloro che sono stati qui con noi. Al pronunciare Mimmo la parola ragazze pompon ho visto gli occhi di questi ragazzi illuminarsi, non so perché, non pensavano a giocare a calcio probabilmente, quindi con queste ragazze pompon me li hai destabilizzati. Gianni De Biasi si mette le mani, tu queste battute qua non le potevi avere da quando facevi il commentatore, sai. Bene, Gianni, grazie ancora. Collette, grazie ancora, e salutiamo tutti quelli che ci hanno visti da casa, ci hanno seguito in diretta streaming. Adesso, se pensate che sia finite qui, vi sbagliate, perché c'è un rinfreschino per salutarvi e per darvi appuntamento, come diceva Mimmo, al 9 in campo per la prima gara e poi al 14 di giugno per le finali, naturalmente. Gli sponsor sono tanti e sono soprattutto importanti, a cominciare dalla Banca Prealpi di San Biagio, qui a cominciare da tanti altri che ricorderemo e che saranno ricordati sui vari manifesti, sui vari tableau che ci sono anche. Bello quello all'apertura del paese, quel banner, quindi bene, guarda che contento che è il sindaco, guarda che contento che è il sindaco, fa impazzire Mario Colletta a me. Allora, questo pallone qua adesso Gianni De Biasi farà 500 palleggi? Beh, molto bene. Signori, abbiamo già sparato abbastanza sciocchezze, rivolgiamoci dalla parte opposta, c'è un bel rinfresco. Buona serata a tutti e vi aspettiamo il 9 maggio. Ciao!